il 35enne Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla convivente dell'uomo. I resti della vittima nascosti in un bidone in garage e coperti di calce. Gravi tensioni familiari all'origine del terribile omicidio. 71enne volontario della parrocchia di Piave di Sacco rimprovera un minorenne. Per tutta risposta viene colpito con un pugno e batte la testa. L'uomo in ospedale con un serio trauma cranico. Tragedia tiene il runner 35enne Mattia Sella stroncato da un malore poco dopo la fine di una corsa podistica. Il cordoglio della comunità. Studentessa in affitto a Venezia pubblica il video con gli insulti della padrona di casa che l'ha cacciata. L'Unione Universitari, discriminazione inaccettabile. Stop agli appalti a cooperative private per garantire personale alle strutture pubbliche. La decisione di creare forti disagi negli ospedali. Controlli serrati e multe che partono da un minimo di 150 euro. Dalla mezzanotte parte la rivoluzione Barca Velox nei canali di Venezia. Da Picasso a Van Gogh presentati i primi eventi che condurranno all'inaugurazione della mostra evento di Marco Goldina al Museo di Santa Caterina a Treviso. Intanto il boom sui social e la prevendita vola. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai titoli, partiamo con l'orrore a Gemona del Friuli. Un uomo trovato senza vita, fatto a pezzi in un bidone nascosto in garage. È stato fatto a pezzi, ricoperto di calceviva e nascosto in un bidone. Non è la scena di un film horror, ma la realtà sconvolgente di quanto accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Il corpo senza vita di Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato questa mattina all'interno di un garage in via dei Lotti, adiacente all'abitazione dove viveva. L'allarme è scattato intorno alle 10:30 e in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, la scientifica, la polizia locale, un'ambulanza e l'automedica. Via dei Lotti è stata chiusa per ore mentre gli investigatori cominciavano a esaminare una scena del crimine tra le più agghiaccianti degli ultimi anni nella zona. Secondo una prima ricostruzione il cadavere era stato smembrato, chiuso in un bidone comparso di calceviva, un tentativo verosimilmente di accelerare la decomposizione e nascondere l'odore. All'interno dello stesso garage è stato ritrovato anche il cane di famiglia, un pastore maremmano, chiuso lì da almeno una settimana. Non si esclude che, rimasto intrappolato e senza cibo, possa aver cercato di nutrirsi con ciò che ha trovato. L'omicidio infatti potrebbe risalire ad almeno 7 giorni fa. Alessandro viveva con la madre, Lorena Venier, 61 anni, che dalle nostre immagini vediamo venire verso di noi, e con la compagna, una donna colombiana di circa 30 anni, madre del loro bambino di appena 6 mesi. Dalle prime informazioni le due donne avrebbero ammesso l'omicidio. Gli inquirenti ora stanno verificando effettivamente i racconti raccolti durante gli interrogatori. Si indaga infatti su un possibile contesto di tensioni familiari, un quadro complicato che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con attenzione. Secondo quanto emerso, la compagna inoltre era seguita dai servizi psichiatrici del CSM subito dopo il parto. Nel frattempo la bambina è stata affidata ai servizi sociali che ora ne hanno preso in carico la tutela. Le indagini sono in pieno corso, si lavora per capire cosa sia accaduto davvero in quei giorni e cosa abbia portato a una morte così atroce. Intanto Gemona è sotto shock, la notizia si è diffusa rapidamente e l'intera comunità si interroga sconvolta davanti a un crimine maturato nel silenzio di una casa apparentemente normale. Non essendo coscritti non frequentavamo le stesse compagnie, insomma avevamo una certa distanza d'età e quindi era parecchio tempo che non lo vedevo, sapevo che lavorasse all'estero, comunque si trasferisse all'estero spesso, era un bel po' che non lo vedevo. Si tratta di un dramma molto, molto grave e adesso insomma tutta la comunità si stringe attorno alla figlia perché è quella che ha bisogno di ricostruirsi una vita e una famiglia. E a Gemona la scientifica ha proseguito per ore le ricerche e l'analisi delle parti del corpo ritrovate, sconvolti naturalmente i vicini. La morte di Alessandro Venier ha scosso profondamente un'intera comunità, non solo per l'omicidio in sé, ma per le modalità brutali con cui è stato messo in atto. Il corpo tagliato in più parti, poi disposto all'interno di un bidone, nascosto in garage e coperto con più strati di calceviva. I principali indagati sono la madre, Lorena Venier, 61 anni, infermiera all'ospedale di Gemona, e la compagna, una 30enne colombiana, madre della loro bambina di 6 mesi. Avrebbero subito ammesso l'omicidio e gli inquirenti stanno verificando i loro racconti. La
Una scientifica ha operato per ore all'interno del garage. Analizzando nel dettaglio i resti, ha esteso le ricerche anche nei terreni vicini all'abitazione e lungo il fiume Ledra. Secondo quanto trapelato, si stavano cercando infatti eventuali altri resti del corpo che potrebbero trovarsi nelle vicinanze. A supporto delle indagini è intervenuto anche il servizio veterinario. Il cane di famiglia, un pastore maremmano, rimasto chiuso per giorni all'interno del garage, è stato infatti recuperato ed affidato al servizio di trasporto animali per le cure necessarie. Le dinamiche del delitto restano ancora da chiarire. Non è ancora stato accertato in che modo Alessandro sia stato ucciso, né quando con precisione. Secondo una prima stima, però, la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa. Le indagini proseguono serrate. In queste ore la madre e la compagna sono state sottoposte a nuovi interrogatori nel tentativo di chiarire cosa sia accaduto in quei giorni e cosa possa aver scatenato tanta violenza. Un omicidio che per la sua crudeltà ha lasciato il segno e che ha lasciato senza parole anche i vicini di casa, sgomenti di fronte a un orrore consumato nel silenzio proprio accanto a loro. Sta male, no? Una cosa così perché è giovane, no? E poi la bambina piccolina. Parlavo sempre, si fermava sempre, è venuto a fare anche le condoglianze per mio figlio che è morto 6 mesi fa. La madre di Alessandro sì, la moglie sì, la compagna di Alessandro non la conoscevo tanto perché si passava ogni tanto con la piccola lì. E Alessandro com'era? Era un po' vivace, sì. Non normale insomma, vivace molto. Dopo l'altra gente non so come si comportava, ad ogni modo con me non ha mai comportato male. No? È sotto shock la comunità di Piove di Sacco, dove ieri sera è stato aggredito da un 17enne, un volontario del centro parrocchiale di Sant'Anna. Era in corso un incontro nel centro parrocchiale di Sant'Anna di Piove di Sacco. C'era anche il parroco, don Giorgio De Checchi. Fuori un adolescente continuava a infastidire. Per questo un uomo di 71 anni, un volontario della comunità molto conosciuto, è uscito per dirgli di smetterla. La reazione è stata immediata e ha colto tutti di sorpresa. Il 17enne ha alzato il braccio e ha colpito alla testa il 71enne con un pugno violentissimo che lo ha fatto cadere per terra perdendo i sensi. Tutti subito sono usciti e si sono prodigati a soccorrere l'uomo, che è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Padova, dove è ricoverato nel reparto di neurologia per un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Non ha parole il parroco, che al telefono racconta come siano 2 anni che un gruppo di adolescenti, italiani e stranieri, si ritrova nella piazza davanti alla chiesa con quelli che definisce atteggiamenti poco civili. Il 17enne è ben conosciuto, tanto che grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere che la polizia locale ha fornito ai carabinieri, il giovanissimo è già stato identificato e un fascicolo è sul tavolo della procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. Senza parole è preoccupata anche la sindaca Lucia Pizzo, che conosce bene il volontario e non riesce a darsi ragione di quanto accaduto. Un gesto che interroga tutti. Un gruppo di ragazzi che in quartiere è noto, quello al quale appartiene anche il 17enne, chi lo ha visto crescere non può credere a quanto sia accaduto solo poche ore fa. Sono molto stupita perché non c'ero, non so la dinamica, però so che il ragazzo è educatissimo, a modo, di buona famiglia. Cioè, con noi è sempre stato squisito, mi ha sempre salutato tutti i giorni col sorriso e i genitori sono 2 persone oneste, corrette, proprio non posso dire niente qua del quartiere, proprio un ragazzino che potrebbe essere mio figlio. Le indagini vanno avanti. Nel frattempo questa sera nella chiesa di Sant'Anna la comunità si ritroverà insieme per pregare per la salute del volontario ferito e perché simili episodi non accadano più. Dramma a Thiene, dopo la corsa podistica muore runner di 35 anni. Aveva tagliato il traguardo della gara podistica Corrinconca di Thiene e subito dopo è stato colpito da un malore improvviso. È quanto ricostruito per la tragedia che si è consumata nella serata di mercoledì poco prima delle 22. La vittima è un podista di 35 anni, residente nel comune vicentino, Mattia Sella, che aveva preso parte all'evento con alcuni amici. Manifestazione sportiva che si svolge ogni anno nell'ambito della sagra paesana di San Gaetano, dove per iscriversi è necessario il certificato medico. Manifestazione
manifestazione che è stata subito interrotta. Il ragazzo che conoscevo perché abitava proprio nel quartiere della Conca, che è fra l'altro il quartiere più popoloso di Thiene con 5.700 abitanti. A fine corsa, a fine gara si è appoggiato a una transenna ed è caduto a terra. Subito si è capito che la cosa era alquanto grave, ma sono intervenuti immediatamente i soccorsi, fra l'altro presenti in loco. Nonostante i tentativi di rianimare il giovane da parte dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi, è arrivato anche il primo cittadino che ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia a nome di tutta la comunità profondamente toccata dalla tragedia. Io sono vicinissimo alla famiglia, che spero di andare a trovare quanto prima, ed è un dramma immane perdere un ragazzo di questa età, di 35 anni, in una maniera così tragica. Cordoglio espresso anche da Don Eros Bonetto e dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca attraverso un comunicato in cui si legge: siamo frastornati e addolorati, un momento di festa si è trasformato in una tragedia inaspettata che ci ha lasciato smarriti e senza parole. Parrocchia che si stringe alla famiglia portando la vicinanza del vescovo della diocesi di Padova in una preghiera per Mattia. Sta suscitando indignazione in tutta Italia l'episodio di una studentessa di Venezia sfrattata dalla proprietaria perché è del sud. Quindi mi conferma che le ragioni per cui mi sta cacciando di casa prima del dovuto... Attenziosa, arrogante, comporta che sei una gran maleducata, maleducata, desiderare nella vita. Terrona io. Grande. Veneziani. Questi sono i veneziani. Studentessa originaria del sud Italia, aveva regolarmente pagato l'alloggio a Venezia fino al 30 luglio, ma si è ritrovata sfrattata in anticipo, non per una dimenticanza o un disguido, ma, secondo la sua denuncia, per un atto di puro razzismo. Terrona io. Nel video che la stessa studentessa ha diffuso sui social viene apostrofata con insulti gravissimi dalla proprietaria dell'appartamento che, come si sente dalla voce fuori campo, le urla: sei una terrona di M. Le immagini rilanciate dall'Unione degli Universitari Veneziani stanno facendo il giro del web, scatenando sdegno e solidarietà. Come UDU Venezia pensiamo che l'utilizzo di un linguaggio di questa tipologia, intriso di razzismo e di antimeridionalismo, sia inaccettabile. Non è un caso isolato, ma si tratta del sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi viene trattato come corpo estraneo solo per la propria provenienza geografica. Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno che si credeva superato, il razzismo interno e i pregiudizi che spaccano ancora il paese tra nord e sud. Siamo al fianco della studentessa colpita e di tutte le persone che subiscono discriminazioni di questa tipologia ogni giorno. Intanto la studentessa ha lasciato Venezia profondamente scossa e il video rimosso dai social. La vicenda ora potrebbe avere risvolti legali perché dietro le calli, le cartoline e il turismo di massa c'è ancora chi crede che essere del sud sia una colpa. A Venezia, come altrove, il razzismo non ha solo il colore della pelle, ha accento, provenienza, pregiudizio e troppo spesso ancora trova casa. Stop agli appalti a cooperative private per garantire personale alle strutture pubbliche. La decisione del governo è partita e rischia di creare disagi. In Veneto i lavoratori esterni della sanità, medici, infermieri, operatori sociosanitari sono circa 1 migliaio. Organici il funzionamento di pronto soccorso e reparti che senza la loro presenza potrebbero correre dei seri rischi. Il caso dell'ULSS 6 di Padova è emblematico. Con quasi 1 milione di cittadini utenti, l'ULSS Euganea è l'azienda sanitaria più vasta del Veneto. A ottobre 2025 entreranno in servizio liberi professionisti, medici e per Montagnana anche infermieri, vincitori di una gara conclusa a giugno 2025, nei tempi quindi previsti dalla nuova normativa. La gara è stata espletata soltanto a seguito di una rigorosa ricerca di tutte le possibilità esistenti che riguardano il reclutamento di personale attraverso concorsi, attraverso avvisi di mobilità interni ed esterni. Questo è stato esperito per tempo
e avrà decorso la gara da ottobre-novembre dell'anno 2025 con durata massima di 1 anno. Riguarda i pronto soccorsi dell'ospedale di Pieve di Sacco, di Cittadella, di Campo San Piero, il punto di primo intervento di Montagnana e l'anestesia e rianimazione di Piove di Sacco. Come sarà organizzato il personale? Nel pronto soccorso di Campo San Piero e Cittadella la cooperativa coprirà 8.760 ore, un medico al giorno. A Piove di Sacco le ore salgono a 10.766, un medico sulle 24 ore e 14 turni mensili, a cui si aggiungono 5.628 ore per il reparto di anestesia e rianimazione. Per quanto riguarda il punto di primo intervento di Montagnana, il servizio è affidato interamente alla cooperativa. A questi si aggiungono medici che operano nella pediatria di Schiavonia, ad esempio. In questo momento possiamo soltanto confidare nel reclutamento, in un nuovo intervento da parte del legislatore. La politica regionale e centrodestra, in attesa del tavolo nazionale, sembra più vicina all'ipotesi di un candidato leghista per Palazzo Balbi, ma Fratelli d'Italia non molla. Abbiamo quadruplicato gli iscritti e oggi siamo anche nei comuni capoluogo di questa regione, nei consigli comunali, il partito di maggioranza, il partito più importante, sinonimo di una crescita grande, di una classe dirigente che è maturata. Insomma, una classe dirigente che merita di guidare il Veneto, sembra quasi voler dire il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, nei giorni in cui il rebus centrodestra per Palazzo Balbi vive i suoi momenti cruciali. Un tira e molla che però sembrerebbe riportare l'ago della bilancia verso un candidato governatore leghista, vede la voce Alberto Stefani, anche se non sono in pochi nel carroccio a ipotizzare un possibile exploit di Massimo Bitonci. Da par suo De Carlo, che nella rosa ristretta dei nomi sul versante Fratelli d'Italia, resta convinto che la forza dei meloniani in Veneto sia preponderante e lo conferma nel giorno in cui taglia un traguardo importante come leader regionale del partito. La nomina era arrivata il 7 febbraio 2020. Sono passati esattamente 2000 giorni. 2000 giorni nei quali siamo cresciuti come partito. Siamo passati dal 6,76% delle europee del 2019 al 9,55% delle regionali 2020, al 32,6% delle politiche 2022, per poi finire al 37,6% delle ultime europee. Snocciolo i dati come a confermare il Veneto tocca a noi. Crescita, dice De Carlo, merito di Giorgia Meloni, definita la più veneta dei premier per il suo senso pratico, ma anche del partito in tutte le sue componenti, dai semplici militanti agli amministratori. In attesa di Roma, lo sguardo a Palazzo Balbi resta insomma ben fissato. Sappiamo che saremo in grado di affrontare tutte le sfide con una grande consapevolezza e che soprattutto con la grande voglia di dimostrare che i nostri valori sono valori che i veneti apprezzeranno. Ripensare e aggiornare il progetto del sistema ferroviario metropolitano regionale sarà uno dei punti centrali del nostro programma. Il candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, rilancia l'idea della metropolitana di superficie in Veneto perché un Veneto moderno, spiega, che vuole essere competitivo e sostenibile, non può fare a meno di una rete di trasporti pubblici integrata, capillare, pensata per tenere insieme territori e persone. Una mobilità pubblica efficiente e diffusa, conclude, permetterebbe una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, alleggerendo la pressione su Venezia e Verona e valorizzando l'intero territorio regionale, dai borghi alle città d'arte meno conosciute. Controlli serrati e multe che partono da un minimo di 150 euro. Dalla mezzanotte parte la rivoluzione Barca Velox nei canali di Venezia. Con tutta probabilità, la mezzanotte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2025 si candida a rappresentare uno spartiacque nella storia della navigazione a Venezia. Dopo 2 mesi di sperimentazione, infatti, il sistema Barca Velox entra ufficialmente in funzione, rilevando e in caso multando tutte le imbarcazioni che non rispettano i limiti di velocità. E come funzionano i Barca Velox? Funzionano come il tutor in autostrada. Un cancello d'entrata, un cancello d'uscita. Vengono scattate 2 foto per accertare che l'imbarcazione sia esattamente quella e poi spazio fratto tempo dava la velocità.
Il primo Barcavelox immortala quindi il passaggio della barca, registrandone l'orario e la targa. Più avanti il secondo calcola il tempo impiegato a compiere quel percorso, determinando così la velocità. Il limite è di 7 km all'ora in Canal Grande, 11 in spazi più ampi come Fondamente 9 e Giudecca, 5 in canali interni come Rio Novo o di Cannareggio. Il sistema considera una tolleranza di 2 km all'ora e un arrotondamento di 1 chilometro. Basta superare di 1 chilometro il limite, con la soglia di tolleranza ovviamente, la multa di quant'è? 150 euro, più le spese. Se si paga entro 3-5 giorni? Non c'è lo sconto, in acqua non si applica lo sconto 30. In compenso, se si paga in ritardo? Si raddoppia la sanzione. Le parole d'ordine sono più sicurezza e meno motondoso. Venezia è oramai attraversata quotidianamente da un traffico enorme, che spesso si dimostra poco sensibile al rispetto dei limiti di velocità, come testimoniano i dati raccolti in 2 mesi di sperimentazione dei Barcavelox. Abbiamo visto che ovviamente i tassisti corrono, un po' con sorpresa abbiamo visto che anche i trasportatori merci non rispettano i limiti di velocità, e poi la parte del diporto è circa il 15% delle sanzioni. Temete ricorsi? Sicuramente gli avvocati tenteranno i ricorsi, però abbiamo preso tutte le misure e abbiamo interpretato tutte le norme sempre pro reo, abbiamo fatto tutto quello che si deve. Tra l'altro le immagini che non sono utilizzate ai fini sanzionatori vengono immediatamente cancellate. Voltiamo pagina. Da Picasso a Van Gogh, presentati i primi eventi che condurranno all'inaugurazione della mostra evento di Marco Goldin a Treviso. Noi abbiamo finora prevenduto oltre 12.000 biglietti, che è un dato francamente sbalorditivo dati i tempi, quindi c'è tanta voglia di tornare a Treviso per vedere una mostra importante, lo percepiamo. Se posso fare una previsione, io credo che apriremo serenamente con almeno 30-35.000 biglietti prevenduti, che sarebbe una cosa veramente clamorosa per questi tempi. Il ritorno del figlio al prodigo Marco Goldin alla curatela di una grande mostra a Treviso sta già macinando numeri, elogi e grande attesa. C'è voglia di cultura, di tornare in città, ma anche di poesia e tecnologia, come ha detto il curatore, che è sbarcato sui social con pillole e racconti d'arte anche su quello più giovane, ovvero TikTok, che Goldin aveva sempre ritenuto un luogo non adatto ai suoi temi. Invece questi primi 60 secondi su un campo di grano di Van Gogh su TikTok hanno fatto oltre 360.000 visualizzazioni, non gente che si è staccata dopo 2 secondi, e quindi insomma è una cosa bella. La mostra da Picasso a Van Gogh sarà inaugurata sabato 15 novembre al Museo di Santa Caterina a Treviso e ha messo in cantiere, oltre a tanta campagna online, anche eventi in presenza. Si parte mercoledì 6 agosto a Cortina d'Ampezzo nell'ambito del festival Una montagna di libri, con una lezione incontro dall'astrazione all'impressionismo. Giovedì 18 settembre al Teatro del Monaco di Treviso lo spettacolo, promosso da Centro Marca Banca, vedrà in scena Goldin accompagnato al pianoforte da Remo Ansovino per una narrazione poetica. Poesia e tecnologia credo che sia un binomio assolutamente, ma anche fondamentale per il mondo in cui viviamo, quindi riuscire a coniugare dentro proprio una sigla poetica le parole, le immagini, la musica, coniugare tutto questo con un linguaggio contemporaneo. Intanto la mostra potrebbe avere un prequel, dato che le opere arriveranno con un mese di anticipo dalla Nuova Zelanda. Si sta già pensando quindi ad eventi collaterali connessi almeno 2 settimane prima dell'inaugurazione ufficiale. Grandi complimenti stanno già arrivando dal Toledo Museum, che presta i quadri. Il catalogo, di ben 300 pagine, presenta anche un saggio scritto dallo stesso curatore e sarà un vero e proprio libro da collezione. Sì, il Museo Americano ha apprezzato molto lo sforzo, non immaginava assolutamente che avremmo prodotto un catalogo simile. Pronto anche il merchandising, dalle shoppers di Van Gogh all'ombrello di Monet, al prosecco delle colline. Treviso attende che il suo Golden Boy le faccia rivivere i grandi fasti. È tutto, vi lascio la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.